iniziata che prima abbiamo visto preparare la famosa mostarda. Ci dica tanto che cos'è per chi non conoscesse questo prodotto. È un dolce tipico autunnale perché si fa con il mosto. L'ingrediente base è il mosto certamente e poi abbiamo l'amido, poi abbiamo le spezie che sono la cannella tritata, qui la vediamo intera, sì. E poi abbiamo i chiodi di garofano, la frutta secca che può essere, qui abbiamo le mandorle tritate e poi messe pure all'interno, si può variare con le noccioline, si può fare con le noci, come si vuole, diciamo. Si può fare con il mosto di qualunque uva? Sì, qualunque. Noi per ora abbiamo il mosto sia quello più rosso, che è fatto dall'uva rossa, e poi abbiamo quello più sbiadito che si può vedere qua, più bianco, più rosé diciamo, che è fatto col mosto d'uva sia bianca che rossa. Qual è il procedimento? Ognuno ha il suo metodo di fare. Noi la facciamo riscaldando il mosto, lo mettiamo fuori dal fuoco e mettiamo l'amido, lo mescoliamo con una frusta o con un cucchiaio di legno che qua abbiamo e poi aggiungiamo le spezie. L'ultimo momento, quando va in ebollizione, mettiamo la frutta secca. Quando si comincia ad addensare? Sì, mettiamo la frutta secca, che potrebbe essere mandorle, nocciole o noci. Dunque si impiatta, si guarnisce e si può ed mangiare. è pronta da gustare. Sì. Si può anche asseccare. Esatto. E usarla nel periodo natalizio. Gli antichi lo usavano in tutto l'anno, perché non è che c'era conservazione particolare, quindi la mettevano al sole e la mangiavano in tutto il periodo invernale. Quali sono le dosi della preparazione che abbiamo visto oggi? Su 1 litro di mosto dobbiamo mettere circa 100-120 grammi di amido e poi pochissimo chiodi di garofano, pochissimi proprio perché è troppo piccante, e invece la cannella metterne un po' di più, un bel cucchiaino da caffè.